Quinta corsa, confronto per femmine di 4 anni, vincitrici da 5 a 12.000 in carriera, 1 Flower Griff, 2 Falena, 3 Florida Spav, 4 Fashion Star Love, 5 Feymonville ST, 6 Flashdance Trio, 7 Filosofia Grimm, 8 Fiona 3, 9 Fly dei Greppi. Macchina che inizia a prendere velocità, si parte con la velocità di Flashdance Trio che prova ad andare al comando, sbaglia subito Flower Griff. E così Flashdance Trio al Flower comando Griff squalificato nei confronti di Falena. All'esterno Florida Spav che cerca una posizione, in corda c'è Fashion Star Love, poi dalla seconda fila Fiona Drey che precede Fly dei Greppi, quindi Feymonville ST. Alla retroguardia chiude Filosofia Grimm. Numero 2 Falena da parte squalificato. di Falena. Dopo un 14,5 a partire, Flashdance Trio è al comando. In seconda posizione rimane Florida Spav che precede in terza Fiona Drey. Sulla mossa esterna da parte di Fashion Star Love sembra volersi scoprire. Vediamo poi quali saranno le intenzioni di Felice Facci. Ora avanza Feymonville ST e l'ho scoperto. Completamento dei primi 600 metri in 46,4. Con al comando Flashdance Trio, Pietro Gubellini che amministra le operazioni. In seconda posizione rimane Florida Spav, all'esterno risale Feymonville ST trascinandosi Filosofia Grimm, terza pariglia esterna per Fly dei Greppi. 800 metri passati in 1:1,8 da parte della figlia di Nadal Sheba che continua al comando, passa il chilometro in un comodo 1:17,1. Al suo esterno Feymonville ST, in corda Florida Spav, all'esterno scatta Filosofia Grimm che prova ad aggirare il gruppo davanti. Numero però 9 si accelera. Fly dei Greppi squalificato. 14,5 alla retta di là, in vantaggio Flashdance Trio, all'esterno Feymonville, in corda Florida Spav, retrocede invece Filosofia Grimm. Lungo la corda ancora Fashion Star Love, all'ingresso della dirittura d'arrivo è in vantaggio ma galoppa Flashdance Trio che lascia così al comando Feymonville ST. Di dentro Florida Numero Spav, 6 Florida Spav che Flashdance rimonta Trio squalificato. Florida Spav nel finale viene a vincere nei confronti di Feymonville ST. Al terzo posto Fashion Star Love, 29,2 ad arrivare, 1:15,2 il ragguaglio cronometrico per il successo di Florida Spav, VP dell'Annunziata per il training di Paolo Romanelli, i colori di Karin Walter Mommert. Vince la figlia di Archangel in percorso da seconda alla corda. Si apre un'autostrada sulla rottura della leader Flashdance Trio che Florida Spav sfrutta e rientra nettamente a Feymonville ST e coglie il secondo posto, mentre al terzo è Fashion Star Love in numeri 3, 5, 4, il molto probabile arrivo della quinta.